io attraverso la salute di Piedi siamo poi in difficoltà a pensare, ragazzi, continuano con la salute della strada, del resto avete capito che le botti sono 9 sul circuito, la strada alla vista è questa, di certo non possiamo allargarla stasera, quindi ponete il massimo dell'attenzione, cercate di non incrociare le botti, non spingete, non toccate gli spingitori, perché guardate che ci sono delle penalità. Sarebbe veramente un peccato vedere una squadra che davanti trovarsi dietro perché ha preso delle penalità. Avete il commissario Serio, c'è il direttore di gara, della griglia di partenza che vede vincitori dalla parte delle qualifiche, ragazzi, non vogliono saranno messi davanti. Le prime tre botti che vedete sono Refondolo, Sughieretto e Avio. Refondolo dovrebbe trovarsi sulla destra i volti verso sud, quindi verso la fine, e dalla parte sinistra Avio in provincia di Trento, in Trento. Mi dicono che il giro di riproduzione è completato, del resto vedo anch'io che sta arrivando il quarto, vediamo se ci dà ok. Sì, ok, c'è, è tutto a posto. Signor Sindaco, le squadre ci sono, il quoto ha dato ok, io credo che siamo pronti per iniziare questa manifestazione. Mi sposto anch'io perché qui adesso si inizia a correre sul serio, mi porto in parte, vediamo se il direttore di gara mi dà l'ok che Luigi alza la mano. Se la mano alzata l'ok è stato dato. Nella prima posizione Refondolo, Sughieretto, Avio. Tutto è pronto, ed è via, partiti! Seguito da Sughieretto e terzo segretario, intanto si gira una volta, o forse più di una, 3 persone sono fuori, 3 persone si sono letteralmente rovesciate, vediamo se qualcuno che è a terra si è fatto male, quindi vediamo l'intervento del medico.